E si respira aria di Natale. Ma dove? Entrando nella città di Rovigo, ma non solo. Infatti, sabato 29 novembre alle ore 18 c'è stata l'apertura ufficiale delle manifestazioni legate al periodo natalizio. Infatti, nella grande piazza Vittorio Emanuele c'è stata l'accensione dell'albero accompagnata dal coro delle voci bianche del Teatro Sociale di Rovigo. L'illuminazione però con il countdown non ha riguardato solamente il grande albero, ma anche tutte le luminarie che in questo particolare periodo dell'anno riscaldano tutte le vie della città di Rovigo. Il programma prevede eventi, attività non solo per i più piccoli ma per tutte le famiglie, partendo dall'esposizione in piazza Vittorio Emanuele di prodotti dell'artigianato locale, prodotti tipici, prodotti dell'enogastronomia locale che sono allestiti all'interno delle suggestive casette di legno alla guisa un po' delle casette tirolesi. Ma non c'è solamente questo, perché in piazzetta Nonaria c'è l'allestimento di un villaggio dedicato a Babbo Natale, dove in questo particolare periodo dell'anno tutte le associazioni sportive del territorio si impegnano per organizzare laboratori, attività ricreative, performance dedicate ai bambini, ma non solo. Ma il Natale non può vivere senza la magia. Infatti in ogni fine settimana ad allietare le giornate ci saranno i personaggi legati al mondo di Harry Potter, dove per tutte le famiglie ci potrà essere una esperienza immersiva che possa accompagnare le nostre giornate. Ma il Natale non è solamente questo, infatti ci sono delle degustazioni tipiche nel magico villaggio del Re. Le degustazioni tipiche che saranno curate dalla Proloco della città di Rovigo. E come può vivere il Natale senza la presenza del grande Babbo Natale, che sarà pronto ad accogliere durante tutti i fine settimana, sarà pronto ad accogliere i bambini per ricevere le loro letterine di richieste. E con tutte queste iniziative e tutte queste attività, noi come possiamo non amare il Natale?